Decreto liquidità. Desta dubbi la trafila degli ordinari esami di sostenibilità economico-finanziaria e di verifica andamentale che le banche dovranno mettere in atto per la concessione alle imprese dei crediti superiori ai 25.000 euro. Dopo l'annuncio del decreto da parte del Premier Conte, il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti ha commentato: «Cosa c'è mai di ordinario nel periodo che stiamo vivendo? Siamo sicuri che questo significhi fare tutto ciò che serve, come affermato dall'ex presidente della BCE Draghi?» Ecco sull'argomento il presidente di Confartigianato Veneto e Vicenza, Agostino Bonomo. Ancora una volta siamo in presenza di un decreto che arriva a nottetempo e con pochissimo tempo poi per poterlo esaminare. Abbiamo visto la parte riguardante l'iniezione di liquidità e qui abbiamo alcune perplessità derivanti dal fatto che c'è una spada di Damocle derivante da ciò che si deciderà in Europa per la copertura dei fondi. L'altra preoccupazione è che soltanto per le pratiche fino a 25.000 euro non è prevista istruttoria perché sono garantite al 100%, per quelle che hanno una garanzia inferiore al 100% ci sarà l'istruttoria normale, per cui un procedimento bancario di quelli ordinari, e con le banche che hanno gli organici ridotti temiamo possa esserci un intasamento bancario. L'altro tema è che dove sono stati assegnati 25.000 euro col 100% senza istruttoria, quelle imprese ci avevano segnalato un fabbisogno non di 25.000 ma di 50.000, per cui i 25.000 sono insufficienti. L'altro tema è i costi di istruttoria. Noi auspichiamo che i costi di istruttoria siano il più bassi possibile affinché ci possa essere anche un risparmio rispetto a questo tema in un momento in cui qualsiasi costo deve essere eliminato. È l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce